Buonasera, alle principali notizie. A Caltanissetta picchia e minaccia con la ex compagna incinta di 7 mesi, l'uomo con precedenti per stalking è stato arrestato. Ad Agrigento resta in prognosi riservata l'operaio vittima di incidente sul lavoro a Camastra, precipitato ieri da un cestello insieme ad altri 2 colleghi, fra questi anche il figlio, che però sono rimasti, per fortuna, lievemente feriti, sequestrato il cantiere. A Catania svolta nelle indagini sull'assalto al bancomat a Mascalucia della scorsa settimana, scoperta la base logistica della banda, arrestate 2 persone. La società italo-belga ha impugnato al TAR di Palermo i bandi della regione siciliana per l'assegnazione di 13 lotti della spiaggia di Mondello. A rischio così la prossima stagione balneare. Il crollo del petrolio sotto i $100, spinto dal cessate il fuoco, apre alla possibilità di un calo dei prezzi dei carburanti, che fino ad oggi però sono aumentati. A Catania ha presentato il nuovo volo diretto per Montreal, un passo strategico che rafforza i legami con il Canada, imminente la privatizzazione dello scalo. Calcio, il Catania prepara la trasferta decisiva di lunedì a Crotone, Viali alle prese con le assenze per squalifica di Casassola e Jimenez. Palermo torna in corsa per Euro 2032, via libera al rifacimento dello stadio Renzo Barbera con investimenti da 300 milioni. Intanto sul campo venerdì per i rosanero c'è la sfida decisiva contro il Frosinone per inseguire il secondo posto. Eccoci, buonasera, e dunque vi raccontiamo ancora di violenze sulle donne, questa volta a Caltanissetta. Pensate, un picchia e minaccia la sua ex, che era tra l'altro incinta di 7 mesi. L'uomo è stato arrestato e aveva precedenti per stalking. Rita Cinardi. Non si è fatto scrupoli nemmeno davanti al fatto che fosse incinta al 7° mese e ancora una volta l'ha picchiata violentemente. Momenti di paura a Caltanissetta, dove una donna è stata aggredita in casa dal suo ex compagno. Il giovane, 23 anni, avrebbe prima danneggiato la porta d'ingresso dell'abitazione per riuscire ad entrare e poi si sarebbe scagliato contro di lei colpendola con schiaffi e spintoni. Durante l'aggressione le avrebbe anche strappato il cellulare dalle mani distruggendolo. A chiedere aiuto è stata la stessa vittima e poco dopo sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. Quando le volanti sono arrivate nell'appartamento, il 23enne era ancora all'interno della casa. Si era rifugiato nella camera da letto della donna e si era coricato sul letto vestito come se nulla fosse accaduto. Il giovane è stato arrestato e posto inizialmente agli arresti domiciliari. Secondo quanto emerso dalle indagini, non si sarebbe trattato del primo episodio di violenza. Il 23enne era già stato indagato per maltrattamenti, lesioni e atti persecutori nei confronti della stessa donna ed era stato anche destinatario di un avviso orale del questore. L'arresto è stato poi convalidato dal GIP, che ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla vittima ai luoghi da lei frequentati, con l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 1000 metri e di non avere alcun contatto con la donna. Ad Agrigento resta in prognosi riservata l'operaio che ieri è stato vittima di un incidente sul lavoro a Camastra. È precipitato infatti da un cestello insieme ad altri 2 colleghi, tra loro c'era anche il figlio. Intanto il cantiere è stato sequestrato. Davide Sardo. Si rischia ancora di morire sul lavoro e questa volta poteva essere una strage. Un uomo lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Caltanissetta dopo un grave incidente in un cantiere di via Giovanni XXIII a Camastra nell'Agrigentino. È un operaio di Canicattì trasferito in elisoccorso al Santeria, dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono critiche. Stava lavorando insieme ad altri 2 operai a lavori di manutenzione a circa 3 o 4 metri di altezza quando il cestello del sollevatore sarebbe improvvisamente sganciato facendoli precipitare al suolo. Gli altri 2 feriti, tra cui il figlio della vittima più grave, sono ricoverati all'ospedale di Agrigento. Le loro condizioni sono in miglioramento e non sarebbero in pericolo di vita. L'area del cantiere è stata posta sotto sequestro. I carabinieri di Camastra e Naro stanno portando avanti le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità, con particolare attenzione al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. A Catania ci sono sviluppi sulle indagini partite dopo l'assalto al bancomat in uno sportello di Mascalucia della scorsa settimana. I carabinieri hanno scoperto la base logistica della banda e hanno arrestato 2 persone. Simona Mazzona.
C'è una svolta sulle indagini partite la scorsa settimana dopo l'assalto notturno al bancomat di via Roma a Mascalucia, messo a segno con l'uso di un ordigno artigianale metallico chiamato marmotta, che ha fatto saltare in aria lo sportello. La banda, composta da 4 elementi, all'opera in queste immagini della videosorveglianza, dopo l'esplosione che ha danneggiato l'edificio, non è riuscita a portare via la cassaforte. L'intervento immediato dei militari, dopo un lungo inseguimento, aveva subito portato all'arresto di uno dei malviventi, un 43enne di Francofonte, bloccato in via Calvario a San Giovanni Galermo, che dopo aver perso il controllo dell'auto si è andato a schiantare. I carabinieri di Catania, che da subito hanno avviato le indagini, hanno ricostruito la rete logistica e i presunti fiancheggiatori del gruppo. All'interno di un garage a San Pietro Clarenza, ritenuto punto nevralgico dell'organizzazione, è stato trovato un altro congegno artigianale che ricorda le dimensioni della marmotta, appunto, lo stesso utilizzato per l'assalto, oltre a 400 grammi di una potente miscela esplosiva. Scoperti anche indumenti e oggetti riconducibili alle fasi operative dell'assalto di Mascalucia, ma c'era anche droga di vario tipo, tra cocaina, crack e marijuana. I carabinieri hanno arrestato un 46enne e una 36enne, entrambi di San Pietro Clarenza. I due sono stati portati nel carcere di Piazza Lanza, mentre l'esplosivo è stato fatto brillare dagli artificieri. A Catania, dopo l'aggressione contro le guardie giurate in servizio al pronto soccorso del Garibaldi Centro, arriva la denuncia del sindacato. Servono presidi fissi, dice Fabio Magliano, segretario di categoria dell'UGL, e un rafforzamento delle misure di sicurezza a tutela degli operatori. E un nuovo ricorso al TAR di Palermo rischia di bloccare l'assegnazione della spiaggia attrezzata di Mondello. La società italo-belga, gestore della spiaggia fino a 2 mesi fa, ha impugnato il nuovo bando emanato dalla regione siciliana. Sentiamo Mario Viola. Non c'è pace per la spiaggia di Mondello in vista della stagione estiva. La immobiliare italo-belga, la società che ha gestito per 116 anni lo stabilimento balneare lungo il litorale e che si è vista revocare la concessione nei mesi scorsi, ha adesso impugnato il bando con cui la regione siciliana avrebbe voluto riassegnare la spiaggia con 13 diverse concessioni provvisorie per la sola stagione balneare 2026. In base al ricorso della società, i bandi creerebbero un danno alla italo-belga, impossibilitata a partecipare al nuovo bando per effetto del contenzioso in atto proprio fra la società e la regione siciliana sulla revoca della stessa concessione precedente. Il ricorso rischia di paralizzare ogni attività di assegnazione di concessione per la spiaggia di Mondello per quest'anno e dunque di lasciare l'intero litorale senza servizi. Nei giorni scorsi la italo-belga aveva chiesto sempre al TAR di sospendere l'efficacia del primo decreto di revoca della concessione, ma il tribunale amministrativo ha rigettato quell'istanza. Contro questo provvedimento non è stato ancora depositato un ulteriore ricorso al CGA, anche se gli avvocati della italo-belga lo annunciano a giorni. Di fronte al Consiglio di Giustizia amministrativa, in ogni caso la discussione in secondo grado della richiesta di sospensione della revoca della concessione potrebbe avvenire il 13 o il 14 maggio prossimo, già a stagione formalmente aperta e comunque a ridosso anche di un avvio differito. La tregua in Medio Oriente non incide sul costo dei carburanti in Sicilia. Questa mattina i prezzi ancora in aumento nelle stazioni di rifornimento. Per i sindacati di categoria gli effetti non sono immediati. Intanto gli automobilisti sono sul piede di guerra. Emanuela Corsi. Sollacci. Qua 4,90 € la Vespa. E con me ne Vespa, poi dopo mi cattusce come noi cosce a cavagliare. Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran con lo stop alla guerra di 2 settimane non ha effetti sui prezzi dei carburanti in Sicilia, che continuano ad aumentare. Fino a ieri qua meno si poteva fare, oggi è aumentato anche qua. Nonostante il prezzo del greggio sia sceso sotto i $100 al barile, benzina e diesel registrano nuovi aumenti. Il diesel supera i 2,20 € in modalità self-service, mentre la benzina 1,75 €. Neanche il taglio delle accise del governo Meloni riesce a contenere questi rincari. Ma com'è possibile che questi prezzi aumentano sempre? Stato, chi non vuole abbiare i bombi, chi non vuole fare cose, e dopo chi si fatte? Sono delle spese che uno affissa tutti i giorni e quindi per il medio lavoratore sono grossi problemi. Siamo scocciati,
non se ne può più, sono tutte tasse praticamente. Poi c'è il paradosso siciliano. Nonostante la presenza del petrolchimico di Priolo, il più grande polo d'Italia che tratta ogni anno milioni di tonnellate di greggio trasformandolo in benzina, gasolio, GPL e prodotti petrolchimici, l'isola non gode di alcun trattamento fiscale privilegiato. In buona sostanza, la Sicilia paga il costo ambientale ma anche il prezzo più alto dei carburanti a livello nazionale. Voglio chiarire che gli effetti alla pompa non saranno immediati. Esiste un ritardo fisiologico nella filiera. Prevediamo quindi per l'immediato un assestamento su valori elevati o lievi rincari residui. Intanto sindacati e associazioni chiedono al governo Schifani di utilizzare una parte dell'avanzo di gestione da quasi 2 miliardi per abbattere i costi dei carburanti. Zona industriale di Catania ha finalmente stilato il cronoprogramma di interventi per la riqualificazione. Si parte dalla terza strada e vediamo in quali condizioni si trova nel servizio di Tonino De Mana. A distanza di 8 mesi dalla conferenza stampa che annunciava interventi per 50 milioni di euro, finalmente qualcosa si muove alla zona industriale di Catania. Secondo un cronoprogramma ben definito, i primi cantieri si apriranno alla fine del mese sulla terza strada, cui si riferiscono le immagini, e l'inizio dei lavori è subordinato alle attività preliminari di pulizia tra l'incrocio con la 20ª strada fino all'intersezione con la 13ª strada. Siamo nel blocco cosiddetto Pezza Grande, attualmente in stato di totale abbandono, dove i pericoli sono molteplici, da quel che resta di marciapiedi alle buche, passando per la vegetazione incolta che ricopre persino la segnaletica già di per sé fatiscente. L'ultima settimana di aprile partiranno i lavori proprio appunto da questa strada in cui ci troviamo in questo momento e speriamo che possa diventare una realtà, soprattutto che possa mettere in sicurezza l'area. I marciapiedi presumo e spero, auspico che facciano parte di quello che è la riqualifica del manto stradale. Per quanto riguarda gli sparti traffici è ben evidente che gli stessi non permettono né una chiara visibilità e soprattutto un pericolo enorme di incendi. Per tutti i lavoratori sarà un miraggio perché una cifra così importante nella zona industriale non è mai stata stanziata. È anche vero che è una goccia in un mare rispetto ai lavori che dovrebbero essere fatti. In attesa di interventi concreti si corre ai ripari con i soliti rattoppi, come in questa rotatoria all'altezza della 13ª strada, la cui pericolosità era stata evidenziata con alcuni avvisi nelle aziende come ST. Le le voragini sono state finalmente tappate, restano gli enormi cespugli che invadono la sede stradale, nascondendo in parte anche i guardrail. Restiamo a Catania, dove sono iniziati i lavori per la posa del nuovo asfalto drenante in via Messina ad Ognina. I lavori stanno riguardando la rimozione del vecchio asfalto, la nuova bitumazione della pavimentazione stradale, il rifacimento della segnaletica orizzontale e la sistemazione delle cattidoie trasversali per la captazione delle acque meteoriche, e la circolazione viaria garantita con restringimento alternato della sede stradale. Non sono mancate code e disagi, specie nelle ore di punta. I lavori sono finanziati con i fondi europei PON, Metro Plus, Città Medie Sud 21-27. E i lavori della demolizione dell'ex palestra Pietrolupo, anche a Catania, chiusa in disuso da circa 20 anni, è il primo passo concreto dell'intervento di riqualificazione che interesserà le piazze Pietrolupo e Angelo Majorana nella zona del Teatro Massimo. Desiree Ferlito. La ruspa entra in azione nel cuore della città, laddove per anni hanno dominato degrado e abbandono. Iniziati i lavori di demolizione dell'ex palestra Pietrolupo, chiusa e in disuso da circa 20 anni. È il primo passo concreto dell'intervento di riqualificazione che interesserà le piazze Pietrolupo e Angelo Majorana nella zona del Teatro Massimo. Mi piacerebbe che la gente comprendesse quanto questa città stia risultando diversa da quella che abbiamo ricevuto in passato, e quindi come ci sia una opera di riqualificazione veramente importante, per cui ancora oggi molti cittadini mi fermano per strada per ringraziarmi. Un'operazione delicata, seguita da un imponente dispositivo di sicurezza. Sul posto presenti ufficiali, ispettori e agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato, impegnati a presidiare tutta l'area del cantiere durante le fasi di abbattimento. Limitato ma ripristinato già in giornata il transito veicolare, con divieti per i pedoni in alcuni tratti dell'area interessata, per evitare rischi durante le operazioni. L'intervento, finanziato con fondi del PNRR, punta a restituire decoro e nuova funzionalità a una zona strategica del centro cittadino. Dopo 20 anni di degrado per l'ex palestra Pietrolupo si apre adesso una nuova fase che segna anche l'inizio atteso di una più ampia rigenerazione urbana.
Una breve pausa, poi oggi è stato presentato a Catania il nuovo collegamento aereo verso Montreal. Presentato alla Camera di Commercio di Catania il nuovo collegamento con Montreal in Canada che rafforza i legami tra i due paesi, un altro passo importante per lo scalo prossimo alla privatizzazione. Lorena Dolci. C'era una volta una casetta in Canada, ma dietro a quel motivetto popolare negli anni 60 c'è oggi un mercato dinamico da 1,5 miliardi di consumatori. La nuova tratta di Air Canada, che collegherà 3 volte a settimana da giugno a ottobre Catania a Montreal, non è solo un volo, ma una finestra sul mondo che ospita una delle più vaste comunità di italiani all'estero, oltre 1,5 milioni. Tra i nostri due paesi sono sempre di 8 anni alleati, amici, e quello è più importante che mai. In un mondo che ha tante sfide ha bisogno di paesi come l'Italia e il Canada che apporta soluzioni. Un ponte per turisti, studenti e imprenditori che in 9 ore e mezzo di viaggio rafforza i legami commerciali e culturali tra i due paesi. Lavoriamo insieme sull'intelligenza artificiale, sul clean tech, energia, le cose ambiente, le sfide anche sull'aerospaziale. Dopo il collegamento con New York arriva anche Air Canada a rendere sempre più appetibile lo scalo di Catania, ormai prossimo alla privatizzazione. Nel caso in cui non ci siano, ripeto, novità di qui a un paio di settimane da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, potremo procedere con la pubblicazione delle manifestazioni di interesse. Sappiamo che sono già tanti i player nazionali e internazionali interessati. Io ritengo di sì, perché abbiamo avuto contatti in questi anni con soggetti interessati da tutte le parti del mondo. Il tour europeo del pianista Giovanni Allevi, fatta a Paragusa, è un ritorno alla musica dopo gli anni della malattia e con le note racconta il suo viaggio interiore. Veronica Barbarino. Io non sono qui semplicemente a farvi ascoltare la mia musica. Molto di più, io sono qui per celebrare insieme a voi la gioia della vita. È un commovente ritorno alla musica, un concerto intimo e intenso in cui le note diventano racconto di malattia, rinascita e speranza. Il nuovo tour europeo di Giovanni Allevi fatta a Paragusa. Il maestro torna a premere i tasti del suo pianoforte dopo anni segnati dalla malattia, commuovendo il pubblico del Teatro 2000. Allevi, infatti, non offre solo un recital, ma condivide un viaggio interiore. Un intenso diario in musica dei suoi giorni di degenza, ricchi di angoscia, speranza, nostalgia, ma anche gratitudine per la vita. Oggi racconto una felicità ostinata di chi sceglie di vivere pienamente il presente, nonostante tutto. Allora, breve pausa e poi la pagina dello sport, il calcio, il Catania che si prepara alla sfida di lunedì contro il Crotone, i nuovi piani di riqualificazione del Barbera per il Palermo. Eccoci al calcio, nel pomeriggio gli allenamenti del Catania, i rossazzurri giocheranno lunedì sera a Crotone Viali, su cui si è anche discusso nel post partita dopo il Picerno, deve fare i conti con le squalifiche di Casasola e Jimenez. Francesco Triolo. Le voci subito zittite, il Catania va avanti con William Viali, dopo 3 giornate non aveva senso cambiare nuovamente allenatore nonostante le difficoltà mostrate nella partita contro il Picerno, nonostante una sconfitta che non è andata giù a nessuno. Il vicepresidente Grella per esempio aveva lasciato in anticipo lo stadio Massimino, ma da oggi si guarda avanti, la ripresa degli allenamenti servirà a Viali per comprendere lo stato di forma di alcuni suoi giocatori, uno su tutti forte, per il quale rispetto alla settimana scorsa potrebbero esserci dei miglioramenti, magari
mondiali, potrebbe anche tornare tra i convocati. La trasferta che attende il Catania lunedì in casa di un Crotone, reduce dalla sconfitta di Giuliano ma sempre in zona playoff, potrebbe essere quella decisiva per blindare il secondo posto, matematica che si avrebbe in caso di vittoria dei rossazzurri e di stop del Cosenza in casa del Picerno. A quel punto, con 2 giornate alla fine, 7 punti sarebbero incolmabili per i calabresi. Viali per la trasferta dello Scida dovrà fare a meno di 2 pedine importanti come Casasola e Jimenez, che erano entrambi diffidati e sono stati ammoniti. Anche la loro sostituzione inciderà nelle scelte del tecnico per la formazione iniziale. Si gioca lunedì, c'è tempo da oggi per pensarci. Uno stadio da 300 milioni a Palermo. La regione parteciperà al rifacimento del Renzo Barbera in vista degli europei del 2032. Altro tassello verso i lavori che permetteranno di rifare il look allo stadio palermitano. Marco Gullà. Anche la Regione Sicilia parteciperà al finanziamento dei lavori per il rifacimento dello stadio Renzo Barbera, il progetto che include non solo il rifacimento dell'impianto sportivo, ma anche la riqualificazione dell'area circostante, prevede un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro, la cui copertura finanziaria sarà garantita da una partnership pubblico-privata. Più della metà della cifra sarà messa invece a disposizione direttamente dalla società Palermo Calcio. La parte restante sarà invece a carico della Regione, del Comune e dello Stato. Il progetto dovrà poi essere trasmesso all'UEFA, che provvederà a verificarne la conformità ai criteri e agli standard tecnici richiesti per Euro 2032. Palermo quindi c'è e torna in corsa per essere tra gli stadi che ospiterà la competizione calcistica. Dall'altro lato, il Palermo lavora per il big match di venerdì sera allo Stirpe contro il Frosinone. Adesso o mai più, se il Palermo vorrà ambire al secondo posto, dovrà necessariamente vincere contro i ciociari. Inzaghi per il match di venerdì ritrova Rui Modesto, che ha scontato il turno di squalifica. Non ci sarà invece Jonsen, che ne avrà per altre 2 settimane. Si va verso la conferma dello stesso 11 che ha vinto nel giorno di Pasqua contro l'Avellino. Prima di chiudere, un'altra notizia battuta dall'ANSA: la barca a vela Safira di Mediterranea Saving Humans ha soccorso 60 persone su un'imbarcazione in difficoltà nelle acque vicino Lampedusa, a qualche centinaio di metri da Cala Levante. Le persone salvate in gran parte provengono da Eritrea, Etiopia, Africa subsahariana. Ci sono anche 4 donne e bambini. Io mi fermo qui, grazie per l'attenzione e buona serata.